libero. Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, bentornata anche alla mia voce, forse, chissà, va bene. Allora, bentornati a una nuova puntata di Pesca dalla rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi La Pesca, voce e sorrisi di Radio Libertà. Allora, mi raccomando, sono un paio di volte che non telefonate, io oggi invece vi voglio sentire 0292947222 per parlare con noi due. Ma chi siamo noi due? Io ve l'ho già detto chi sono, ma forse lo sapete. La nostra ospite di oggi è un graditissimo ritorno. Bentornata la nostra Francesca Russo. Buongiorno. Buongiorno Luisella. Come stai? Bene. Ti vedo bella abbronzata. D'estate si sente, il caldo si sente. Allora, dunque, mi raccomando, fatevi sentire, seguiteci sui social, su YouTube, commentate le nostre dirette, insomma, fate sentire anche la vostra voce, non possiamo parlare sempre solo noi, siamo a Radio Libertà e anche voi siete liberi di raccontarci le vostre cose. Allora, bando alle ciance, eccoci qui con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Preparate quindi carta e penna, perché oggi parleremo di surprise, surprise, non ve lo sveliamo. Sapete che quando io ho le mie ospiti, le trasmissioni sono sempre piene di novità e cose molto interessanti. Lei comunque è una trainer di autoconsapevolezza, quindi vedo anche che ha portato delle cose interessanti, quindi poi ce le descriverai. Mi raccomando. Allora, quindi ci parlerà oggi di consigli e segreti del lavoro autonomo declinato al femminile la nostra Francesca Russo, che ci svelerà quali sono i suoi ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cita apposta la canzone di ricetta di donna di Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980. È scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio e Michele Zarrillo. E siccome pesca dalla rete o pesca dalla rete, come volete, dipende se sono io o è il pescare, indifferentemente. E siccome pesca dalla rete è una trasmissione al femminile, non mi resta che ringraziare e salutare ai 1000 pulsanti, ai 1000 monitor, ai 1000 tasti, ma soprattutto alla regia, la nostra insostituibile Sveva, cuoricini per Sveva, un applauso a Sveva, brava Sveva, brava. Allora, perfetto, partiamo. Volentieri. Se siamo tutte pronte, partiamo. Nome? Francesca. Cognome? Russo. Città? Gorgonzola. Come quella del formaggio. Sì. Adoro. Professione? Trainer di autoconsapevolezza e operatrice olistica di Theta Healing, di Enchan e Crystal Healing. Perfetto, che tradotto in parole semplici significa che cosa fai col tuo lavoro? Che aiuta le persone a conoscersi e a ritrovare la loro serenità, stimolando l'autoguarigione con le energie e ad avere chiarezza decisionale, oltre che a conoscersi meglio utilizzando degli strumenti magari un po' meno conosciuti. Cioè, tipo che secondo me già dalle prime elementari dovremmo avere a che fare con professionisti così. Poco a poco. Sarebbe una buona palestra però, per conoscersi, no, oltre all'ora di ginnastica fare un po' di esercizi posturali per l'anima, per l'autoconsapevolezza sarebbe secondo me è sempre la interessante. base, La cioè il base. conoscersi, Vero? avere consapevolezza di sé ti permette Per di forza. interagire meglio con gli altri, sapere perché una persona si comporta in un determinato modo, senza magari essere appunto. frustrato da come si sta atteggiando, ma dire: "Vabbè, capiamo che le sue caratteristiche sono quelle, okay, possiamo lavorarci insieme, però almeno non mi Certo. incavolo per qualcosa che è suo". Esattamente. Quindi col tuo lavoro cosa fai esattamente? Con le
Aiuto le persone a conoscersi, Mh-mh, appunto, quindi non sono un insegnante, però le aiuto mh-mh. a comprendersi meglio facendo degli incontri di gruppo, quindi il trainer fa questi incontri, dove sono più persone, io uso di solito molto il cerchio, c'è Okay, una bello il cerchio. metodologia dietro, sì. Dai, sì, raccontiamo un po' il significato del Sì. cerchio. È bellissimo il significato del Il cerchio ha cerchio. proprio porta le energie, poi in Mh, realtà il cerchio a livello di simbolismo è proprio rappresenta la femminilità. Il punto è il maschile, il cerchio è proprio il femminile che crea, che, accudisce. Quindi il cerchio ha proprio la disposizione all'interno dei training è importantissimo come si dispongono le persone e il trainer dà proprio questo stimolo a condividere, che a bello. mettersi in gioco, che è quello che poi voglio fare, proprio il Certo, non insegnare, quindi non solo dirti: "Okay, queste sono le cose", ma darti la possibilità di integrarle dentro te stesso certo. e di poter metterti in gioco, perché ovviamente ognuno ha più modi in cui apprende. Senti, invece spieghiamo anche e chiariamo cosa non fai col tuo lavoro. Come trainer, come anticipavo, non insegno, quindi Ecco, non faccio la lezione frontale, dicendoti: "Okay, queste sono le cose, tu questo devi imparare." No, ognuno esatto. poi se lo, rielabora a Certo. suo modo, con i suoi tempi. A me basta riuscire a dare degli spunti, delle nuove illuminazioni sul proprio sé. Poi diciamo una cosa, anche se fanno delle cose, gli operatori lì, se anche se fanno delle cose che magari non un po' sfuggono magari alla nostra comprensione, non è che sono dei maghi, okay, sono dei professionisti serissimi che hanno studiato, che si son preparati per fare quello che fanno, e beh, e poi sì, va bene, se ci volete leggere una magia, quella magia magari si chiama energia. Sei Sì, d'accordo? sì, Ecco. assolutamente. E allora sì, lì diventano, degli esperti di energie e lì, oltretutto, concedetemelo, c'è anche tanta poesia in quel lavoro lì, sulle Sì. energie, vero? C'è molto fiducia, fede e C'è fiducia, fiducia, sì, però creatività. escono anche delle Mh. immagini bellissime che io trovo estremamente poetiche. L'altro giorno parlando con Erika, che è stata ospite già in precedenza, io gli dicevo che quando mi sento un po' scarica faccio una cosa semplicissima, possibilmente, compatibilmente con il tempo. Mi rivolgo verso il sole e inizio, no, a fare questo gesto come se cercassi di, raccogliere l'energia del sole e poi, no, faccio proprio questo gesto come se cercassi in qualche modo di assorbirla. Ora, magari sono io che, mi autocondiziono, non lo so, però è inutile negare che il sole abbia un'energia straordinaria. Allora è lì, a disposizione di tutti, no, perché non provare ad assorbirla, portarla dentro, eccetera. Bene, fatto questo esercizio, chiamiamolo così, per un quarto d'ora, non c'è bisogno di stare un giorno intero a fare o i saluti per forza al sole, queste cose, no. Io faccio questa cosa molto semplice e mi rimetto poi in pace, no, con quello che devo fare, mi rimetto lì tranquilla, vado avanti a lavorare, ma mi sento più felice. Ci sta, Non so, ci questo sta. è È molto si però non parla sono una maga, giuro. no, quando si parla di energie si parla molto di intento. Mh, È proprio di vedi? esatto, quindi nel tuo caso mandi proprio questo intendo e poi noi siamo energia, noi siamo vibrazione e il sole Certo. è energia, quindi proprio sicuramente con questo movimento ti mandi l'intenzione di Ma prendere energia e la s prendi. sai che tra l'altro io ho una fortuna, perché c'ho nei momenti di luna piena, io, alla sera quando vado a letto, nella camera da letto, apro la finestra e c'è proprio la luna centrata proprio, no, come se fosse un quadro, una cosa stupenda, centrata lì, no, proprio nella finestra della camera da letto, è una meraviglia. E non ti nascondo che delle volte faccio questa cosa anche con la luna. Perché poi io sono del Cancro e sono dominata dalla luna, quindi a me la luna piena non innervosisce, anzi mi gasa, mi dà energia. A molti magari può innervosire la luna piena, a me no, sinceramente. Sì, dipende. La luna piena comunque ha un grande influsso su di noi, quindi poi dipende anche in che segno astrologico è in quel Vedi, io sono del momento. Cancro, sono dominata dalla luna e Sì. quindi Poi come la senti? C'è chi appunto non dorme la notte, chi ha sogni, chi insomma la luna comunque ma ha guarda, ma sicuramente un pure non grande dormessi di impatto. notte e resti lì a osservare la luna, è stupendo.
è una roba meravigliosa, cioè la natura veramente è stupenda, meravigliosa e l'universo ci offre tante possibilità di lavorare con le energie, sono lì a disposizione. Basta, come dicevi tu, l'intento. Va bene, ma andiamo avanti, parliamo Mh-mh. di te, non della luna né del sole. Allora, perché sei in rete al femminile? Da quanti anni sei in rete al femminile? Qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Prego, Tutte vai, insieme. tutti insieme. Allora, Vai. sono in rete da 1 anno e mezzo, Sei ormai quasi contenta di 2. A me sì, a me piace molto proprio Anche a per me. le connessioni e le ispirazioni che arrivano. Vedi? Quindi proprio Mi per questo aspettavi, vero, sei arrivata prima di me. Mi hai chiamato: ho "Vieni creato da il me, territorio. vieni da me." Vai. Era sì. Mh. E poi mi piace molto, il fatto che appunto ci sono è un gruppo di donne, quindi Mh-mh. donne che si impiegano in un ambito che è stato per un bel periodo solamente maschile, quindi Mh-mh. proprio nella parte dell'azione, nella parte più della forza, sì, questa Bene. parte maschile, mentre noi siamo un gruppo di donne che con la loro emozioni, con la loro sensibilità si approcciano anche a Sì, quindi no, no. poter integrare insieme questi 2 ambiti. Senti, partiamo con una domanda stramba. Qual è l'oggetto più strano che porti nella borsetta? Ultimamente quello che porto spesso sono queste bacchette, tra le varie cose che vedi qua. Cosa sono? Cosa sono? Sono queste, sono Se delle Vediamo. bacchette. Sembra degli strumenti di tortura. Sai quelli che ti danno sul ginocchio. La vedete? Si vede Sveva? Sì, dai, si vede. Sono delle bacchette di Dien Chan, che è una delle discipline tecniche olistiche che Okay. utilizzo, che, Non allora impara. quello nello specifico è un Fai vedere tridente anche questa. e un Ah, okay. e un cercapunti, mentre questo si Ah, usa hanno eccolo anche i qua. loro nomi, sì. Hanno i loro nomi? Sì, perché uno è una parte yang e uno è una parte yin e vengono Ah. utilizzati sul viso per andare ad aiutare le persone a Aiutami. Allora aiutami, ti prego subito. Fai no, fai un esempio. allora il Dien Chan Mi presto, fai quello che vuoi. Dai, mi presto, dai. allora il aspetta che Mi presto, vai, poi quello che succede, succede. no guarda, Nel allora il Dien caso Chan nel caso mandiamo a nero, mandiamo vai. il Dien Chan è uno Mh. è uno s una tecnica che nasce in Vietnam nel Mh-mh. 1980 da un medico agopuntore, Okay. proprio subito dopo la guerra. Non c'ha gli aghi quella roba lì, No, eh. non Ah, fa male. Infatti a okay. differenza dell'agopuntura questi non fanno male. Son fatti Eh. proprio in Vietnam questi No, ma mi strumenti, fido di te mi fido. ehm, Di te mi fido. e aiutano moltissimo a, Dai, fammene prova. ridurre i fastidi che uno ha nel corpo fino a un 80% in pochi Ah, minuti. ma veramente? Sì, ho Dai. visto delle facce stupite che non ti dico. Poi ovviamente supporta anche altre guarigioni Ma te perché lo chiedo io cosa voglio che tu riduca con questa cosa? Poi te la dico dopo. Adesso va vieni a raccontare proprio tutto, no, o lo sì. decide la bacchetta? No, qua Mh. ci sono 600 punti sul volto. Questo medico quello che ha visto è stato gli hanno detto: "Queste persone tutte malate post Vietnam, guarda questi muoiono, se vuoi fare qualcosa fai". Vabbè, oddio, non E sono a quei quindi livelli, però ha iniziato comunque toccando un punto sul naso e ha visto che rilasciava il fastidio sulla schiena di questa persona. E da là ha iniziato a Mh. mapparlo, adesso è in più di 30 nazioni nel mondo, in Italia nel 2012 in realtà, ehm, e questo aiuta molto l'autoguarigione interna, Vai, quindi stimolando punti. autoguariscimi. No vabbè, questo è l'infodrenaggio che viene fatto, che aiuta aspetta, ti devo chiedere Ah sì, togliamo gli quasi occhiali, esatto, vai, vai. va questo a sciogliere proprio le tensioni, questa è la parte della cervicale. Ehm, Se mi dopo te lo faccio tutto. addormento Esatto, quello è uno degli altri effetti. se mi addormento Sveva ha detto che dopo vuole un massaggio Sì, anche no, lei. volentieri. E comunque sì, me li porto No, ma sempre con me. che bello, perché sono tipo un pronto soccorso. Esatto, Ma che meraviglia proprio per ragazzi, quello, io sia già mi per sento tutta sciolta qua. riattivarsi, sia per rilassarsi, ma anche per antistress, ti dico. A vagonate per quello Sì. allora. Va bene, raccontaci le tecniche che utilizzi per il tuo lavoro. Parlaci del tuo lavoro, è talmente tanto interessante che di quello che vuoi, cioè tanto abbiamo una trasmissione tutta a tua disposizione. Raccontaci la meraviglia del tuo lavoro. Allora, come vi dicevo prima, uno appunto sono i training, dove utilizzo più l'human design, Mh-mh. che è questa Okay.
scienza della differenziazione Mh-mh. che, aiuta a conoscere la meccanica del nostro corpo. È Okay. molto complessa, va a Mh-mh. mischiare, tecniche antiche come I Ching, come l'astrologia, come la Sephiroth, l'albero della vita della Sephiroth, va a mischiare con la fisica quantistica e permette proprio di avere un'immagine di come siamo noi, adesso, quindi in Okay. questa vita, e 3 mesi prima, che è il momento dell'incarnazione, secondo l'Human Design. E quindi ti fa proprio vedere quali sono i tuoi talenti, quali sono i tuoi punti un po' più deboli, ma anche come ti relazioni con l'altra persona, proprio o come prendi decisioni senza entrare nel tuo non sé, quindi senza farti influenzare Certo. da astri o dalle altre persone, perché come dicevo, quando ti trovi in un ambiente magari con una persona che dici: "Mi sta antipatico a pelle", non ci hai ancora parlato. Perché? No, Perché però è vero. senti l'aura dell'altra persona che entra ehm, in frizione su alcune parti che Certo. hai. E quindi è molto questo conoscendo qualche spunto da poter mettere, in pratica, ti permette proprio di partire a: "Conosco me, conosco anche l'altro, so che marito, compagno, figli è così, allora posso aiutare o supportarlo anche meglio, o supportare me stessa." Ma caspita, voi avete un vantaggio però, sugli altri. Abbiamo le nostre sfide, le nostre cose da fare anche noi e tante. No, dai, voi avete un bel uno dovrebbe essere preparato su tutte queste cose e poi andare in giro a affrontar la vita a fare, quello che Ognuno ha un po' la sua missione nel suo percorso. Però o anche per fa come detto prima, per fare questi sono tanto studio, tanta no, 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 quello conoscenza assolutamente, certo. Sì, sì, è e poi riuscire vero. a trovare anche le persone che anche col Dien Chan adesso ho fatto, un paio di posti dove ho trattato un sacco di persone provando un po' a farle Sì. sperimentare perché non si conosceva, e dalla persona che mi hanno fatto delle facce stupite del: "Guarda avevo cioè sto bene", o "Mi ha fatto questo, mi ha fatto quell'altro", alla persona che ti dice proprio un anche se te lo faccio giusto per provare: Mh-mh. "No grazie, non voglio neanche provare". Ma Quindi quelle son le hai persone diffidenti e allora lì non puoi fare niente, perché vuol dire fondamentalmente che la persona, passami il termine, magari lo dico in modo sbagliato, non è pronta al mh, cambiamento. È possibile? sì. Quando ci sono queste resistenze vuol dire che anche perché, cambiare significa un po' anche, attraversare cose scomode, anche magari il dolore, no? Ma anche affrontare, proprio come hai detto, mettersi in fronte a qualcosa che si è Esatto. voluto nascondere. Mh. Con sé per esempio anche il Theta Healing, che è un altro strumento che uso, si parla molto di guarigione con le onde Theta e quello che viene detto è quello proprio del: "Okay, possiamo lavorare, ma se tu" siccome parliamo anche di energie, se una persona mi viene per fare un qualsiasi trattamento e poi il suo inconscio non vuole, si vede perché la connessione non Certo. va, la persona ha impegni all'improvviso che lo tengono lontano, allora vedi come uno sì, magari con la parte conscia vuoi stare meglio, però inconsciamente ormai ci hai fatto così comodo, è così comodo stare con Quello che a me piace tantissimo degli operatori olistici è questa capacità, no, di, passare da uno stato normale, come quello di adesso della chiacchierata, a un livello di concentrazione altissimo. E avete questo modo di parlare che è proprio neutro. Neutro, ma, coinvolgente. È veramente molto molto perché io, devo dire la verità, ho, provato a fare del theta healing con una operatrice olistica, eccetera, è molto affascinante come lavoro, perché poi ti parla di energie di universo, alla fine, torniamo sempre lì al fatto che noi siamo dei frattali dell'universo. Per quanto riguarda il theta healing, che appunto io non conoscevo, l'ho incontrato diciamo qualche anno fa, poi il pranic healing, eccetera. C'è una storia molto interessante dietro diciamo ehm, allo sviluppo di questa pratica, no, si può ce la racconti? Però mi raccomando stai centrata sul microfono, se no non senti la tua aspetta. bellissima voce e cerca di non impallarti, cerca di vedi là, devi mediare tra il microfono che ci è necessario, ecco, col fatto che ti devono vedere che sei Sai così cosa? bella e sorridente che Come ti devono dicevi, vedere. una cosa che piace è proprio l'entrare in connessione con Eh. l'altro, quindi avendo te così bella e Oh, così che luminosa, a me tenera. piace comunque guardarti e proprio creare questa Ma noi ci connessione. sbirciamo dal monitor laggiù. Ma Ma cercherò adesso. senti un attimo, ma creiamo 'sta connessione con i nostri Mh. radioascoltatori. Ma davvero una telefonata allo 0292947222
per parlare con noi 2, ma soprattutto con la nostra Francesca non la fate? Siete sicuri, sicuri, sicuri? Guardate che lei vi può svelare dei segreti bellissimi e eventualmente potrebbe anche farvi giocare con una carta, Sì, sempre che ci vediate ovviamente da YouTube, da Facebook, da dove potete anche vederci. Dai, su, fatela una telefonata, sì, giusto? ho portato anche le carte come la volta scorsa. Possiamo giocare anche con le carte. Comunque sì, come dicevi, Mh. Theta Healing, nasce da Vienna Stibal, Mh-mh. un'americana del Montana che negli anni '90, ha avuto un fastidio al ginocchio e, usando lei comunque era naturopata e sensitiva, ha, canalizzato un po' questa tecnica, ha strutturato questa tecnica, tanto che è riuscita a, guarire, quindi a stare meglio, utilizzando soltanto da questo spazio di onde theta e utilizzando un po' questa tecnica che poi E sai ha che mi viene in mente definito. una cosa, giusto per divagare un attimo, perché sai che io tanto divago sempre, no, voi pensate questa adesso non so cosa facesse lei nella vita, no, hai detto che era naturopata. Pensate, da un dolore al ginocchio, no, cosa riesce a fare una persona che vuole risolvere un problema? Tante volte perché lei probabilmente ha anche affrontato, correggimi se sbaglio, il suo dolore come non qualcosa che era arrivato a lei, ma per lei. E quindi ha affrontato questo dolore anche cercando di capire come poteva usare lei il suo dolore, non solo per uscire dal dolore, ma per aiutare anche gli altri magari. Cioè, io penso che quando nella vita si fa qualcosa per cercare anche di portare del beneficio agli altri e non solo a se stessi in modo egoistico, credo che poi si, scoprano delle grandi opportunità. Beh, lei comunque è diventata famosa in tutto il mondo, prima come naturopata probabilmente non la conosceva nessuno. Sì, ha creato proprio questo sistema. Il theta comunque è molto molto complesso, molto Mh. potente e adesso spiego anche che cos'è il Theta Healing, che dopo che ci Vai! hanno sentito parlare magari Poi una volta facciamo una seduta anche di Theta Healing, dai. volentieri. Bravissima, bravissima, Quindi racconta, il Theta Healing racconta. appunto è un healing vuol dire guarigione proprio in inglese, theta invece sono le onde, queste onde che noi i bambini hanno naturalmente tra gli 0 e i 6 anni, infatti se voi pensate quando un bambino tra 0 e 6 anni è molto si rigenera molto rapidamente, apprende molto rapidamente e noi invece le abbiamo nella fase nel sonno REM, pre-REM, Mh-mh. quindi proprio quando siamo in questo momento di sonno molto profondo. E cosa fa? È come se, ci permette di pulire la nostra visione della vita, quindi queste lenti da sub che abbiamo, da questi pensieri e convinzioni limitanti. Quindi la base un po' del Mh. theta è quello del dire: "Okay, noi siamo quello che siamo, manifestiamo le cose sia fisiche, quindi sia dolori, ma anche le cose che abbiamo nella vita perché abbiamo come base abbiamo queste frasi che noi pensiamo che siano vere. Poi se ci pensate anche di crescita personale si parla sempre di dai pensieri creiamo le azioni, dalle azioni creiamo la nostra realtà. E quindi Certo. come idea di base è un po' andare a, vedere quali sono queste convinzioni limitanti Mh-mh. che ormai diamo per vere, per assodate e, andarle a cambiare in potenzianti. Esempio, una che faccio di solito alle presentazioni, sono un paio di frasi che comunque, ne abbiamo Vai. un po' tutte che piacciono, che è quella proprio: "I soldi sono la radice di ogni male", però se i soldi sono la radice di ogni male, se io ho soldi ho il male, quindi ovviamente io non riuscirò a manifestarmi i soldi, ma cercherò sempre di farli andare via. E queste sono Certo. un esempio di convinzione limitante che noi sicuramente abbiamo sentito, abbiamo fatto anche molto spesso nostra, oppure l'altra: "Mi fai Mi impazzire", sa di che sì, mi sa di sì. dici Ma sai cosa m'è venuta in mente un'altra cosa, scusa se ti interrompo e se divago. Quando ho fatto io il Theta Healing, la cosa bella, se non ricordo male perché l'ho fatto tanti anni fa, è che a un certo punto, l'operatore olistico ti chiede se può intervenire, se può scavare, se può andare oltre, perché magari delle volte dobbiamo, riconnetterci con una parte più profonda di noi, no, e allora lei insomma lui deve scavare, ma ti chiede il permesso. Questa cosa mi piace da matti, perché tante volte, c'è una sorta di diffidenza ehm, verso tutto ciò che scava dentro, anche la
Pia e cose di questo genere. Cioè, c'è sempre un po' di timore di andare a capire o vedere o trovare cose, dici: "Ma cioè, sono del passato, lasciali lì", eccetera. In realtà, se tu risolvi quella, poi magari la vita ti sembra una passeggiata dopo. Sì, ritrovi la serenità, quello che Mh. poi trovo le persone che mi dicono: "Guarda, adesso mi sento molto più sereno". Quindi non so esattamente magari quelle frasi come hanno parlato a quello che avevo, Certo. però effettivamente sono cambiate delle cose. Poi magari non è detto che queste discipline, anzi, correggimi sempre, io dico sempre correggimi sa non è detto che ti risolvano il problema oggettivamente, ma ti aiutano ad affrontare la vita in modo più sereno. Detto questo, mentre noi aspettiamo che voi ci chiamate, noi facciamo qualche minuto di pausa. Ciao. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Radio Libertà ha vinto il prestigioso Microfono d'Oro, l'Oscar della radio italiana per la seconda volta in 2 anni. Questo successo è merito del programma Pop Economia, Rumore, condotto dalla brillante Alessandra Mori. Questo premio non è solo nostro, è un traguardo straordinario che abbiamo potuto raggiungere soprattutto grazie al vostro costante ascolto e supporto. Auguri a tutti noi, voi siete i veri campioni. Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Sempre più liberi, con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Allora, stavo pensando. Le lunghe giornate, la pubblicità incollata sul tram, come i tuoi occhi su di me. Domenica dolce, che dolce far niente e rimandare gli sbatti a tutte quelle storie tristi per stare con te. Sabato scorso non mi hai detto niente alla festa, parole disperse, usa e getta. Ora lasciale andare,
come se era d'estate, che ti lasciano il segno. E lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa. Non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma male che vada, ci pensiamo domani. E se nasce un problema poi scivola via come una macchina sull'autostrada del sole. Nella notte partiamo da zero, scappiamo in Nevada buttandoci giù dall'aereo. Le dune come cuscini, pianeti lontani restiamo vicini. A casa tua poi si sta troppo bene, tanto se chiudiamo le persiane andiamo ovunque. Potremmo scappare e non dire niente, ma cambio discorso, la lasciamoci andare. Come se era d'estate, e ti lasciano il segno. E lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa. Non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma male che vada, ci pensiamo domani. E se nasce un problema poi scivola via come una macchina sull'autostrada del sole. La notte quando ti sveglio e mi guardi così, a me basta tutto questo, mi basta restare in silenzio e non ho più voglia di andarmene via. Come se era d'estate, che ti lasciano il segno. E lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa. Non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma male che vada, ci pensiamo domani. E se nasce un problema poi scivola via come una macchina sull'autostrada del sole. Nella notte. Male che vada, ci pensiamo domani. Stupenda questa canzone di Angelina Mango, alla quale mandiamo un super bacione e l'aspettiamo presto di nuovo con le sue meravigliose canzoni. Allora, torniamo alla nostra intervista. Se tu potessi avere un superpotere nel lavoro, quale sarebbe? Tornando a parlare di energie, Vai. proprio far sì che le persone possano, sentire questa energia intorno a loro, perché se ne parla tanto, sono un po' come il wifi, che noi riceviamo i messaggi, ma non sappiamo come ci arrivano. Però le energie la Certo. gente fa ancora fatica a sentirle a volte, entra troppo Sì. nella mente e quindi non si, rimane in ascolto del suo corpo e di queste energie che comunque sono intorno e ci permettono proprio di stare meglio. Che meraviglia. Che meraviglia, impariamo ad accorgerci delle cose belle. Allora, se il tuo lavoro fosse un gioco da tavolo, è una domanda che ecco, che gioco sarebbe? Sarebbe a me piacciono un sacco i giochi di carte e li uso molto nei miei training. Nello specifico uno che mi piace e uso spesso è Dixit e secondo me è anche il gioco più indicato per rappresentare un po' il mio lavoro, Ma io perché gliel'ho chiesto apposta perché è uno dei miei giochi preferiti, lo so, ma è bellissimo Dixit. Dixit è un gioco appunto di carte dove Sì. ci si mette in ascolto dell'altro, ma si percepisce anche si entra proprio nei panni dell'altra persona, sono tante immagini, ma proprio futuristiche, strane Sì, e no, ognuno surreali. dentro poi può, vedere viene usato anche nel coaching, vede delle risposte permette proprio di ampliare No, la vista. è molto bello, è anche molto divertente perché delle volte dici: "Ma come t'è uscita sta cosa? Ma dove la vedi tu questa cosa? La vedi solo tu", no, e noi insomma a casa ci giochiamo tantissimo ed è un gioco molto, molto, molto divertente. Senti, se tu dovessi spiegare il tuo lavoro a un bambino di 5 anni, come glielo spiegheresti? Aiuto le persone a sentirsi meglio nel corpo fisico, Mh? ritrovando quindi Se un bambino ti dice: "In che senso nel corpo fisico? Perché c'è anche un corpo non fisico?" Adesso faccio il in bambino di realtà 5 sì, anni. in realtà sì, però diciamo che ritrovare la propria serenità nel corpo, quindi a stare meglio nel proprio corpo, lasciare un po' dare
la rabbia, queste emozioni che magari sono bellissime, però magari servono sempre. Infatti a mia servono. figlia dico sempre: "Guarda, serve, la rabbia serve, è utile, è molta energia, però è imparare a vederla, quindi a canalizzarla in modo anche diverso. Quindi proprio un stare meglio nel tuo corpo, sentirti più leggera, più serena." Perché effettivamente, no, la rabbia che è forte, eccetera, se uno la tiene dentro implode. Quindi, okay, non è che uno deve andare in giro a spaccare i piatti o tirare in aria le cose, però ecco, per esempio, tu sicuramente lo saprai, un suggerimento per gestire quel momento di rabbia che ti viene, Allora il che su quei 5 minuti quanti girano, no? allora, il suggerimento sarebbe quello proprio di, riuscire ad estraniarsi, Mh-mh. quindi di a osservare, avere come il grilletto, sentirsi esterno, realizzare che ascoltando il corpo, realizzare che c'è il momento di rabbia e estraniarsi. Ogni tanto mi riesce, non sempre, sono umana anch'io, però proprio un estraniarti e dire: "Ma cosa sto facendo? Perché? Perché mi è venuta questa rabbia?" La rabbia molto spesso è Mh. dietro una paura. E quindi uno ti dice un: "Che cosa mi sta dicendo questa rabbia? Perché ho questa rabbia?" In quel momento quando ti, ehm, dividi, quando ti, stacchi un po' e ti fai questa ti riesci ad astrarre, ecco, dal tuo corpo fisico, quello che succede è proprio di riuscire a far scivolare la tua rabbia Ma proprio, e avere cioè, una visione. fisicamente, se non ricordo male, Mh-mh. una coach, mi disse: "Guarda che per gestire la rabbia puoi proprio fare un esercizio proprio, concreto", no, adesso magari ce ne son 1000 altri. Però lei mi disse: stringi forte, 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 forte i pugni, no, li stringi proprio forte, forte, non fino a farsi male, ma fino proprio a sentire la forza, no, nelle mani. E poi così scarichi tutta la forza nei pugni. Poi lentamente lasci andare. Lasci andare come se tu portassi fuori di te la rabbia, perché l'hai lasciata andare. Sono Anche ci sono sì, magari già che respirazione. anche, Molto puoi fare esatto, respirazione, sempre però renderti conto che hai quell'emozione e quindi esatto. parti così, so anche potrebbe essere anche usare una bottiglia, quindi urlare dentro una bottiglia, No, che bello, cioè oppure tipo no, questa qui la voglio fare. Sono sì, a prendi una casa. bottiglia di plastica e perché butti fuori la tua energia, come in quel caso là stai Ma, facendo se butti fuori, cioè, soffi dentro tipo nella bottiglia sì, quindi. esatto, No, proprio la tua vabbè. rabbia, come invece di urlare fuori, la Eh. urli là. Poi dipende come la manifesti tu questa rabbia anche. No, Può io in essere genere non sono una molto rabbiosa, io sono una, cioè no, in realtà non sono molto non mi arrabbio molto facilmente, anche questo è anche molto male, dovrei arrabbiarmi più spesso. Va bene, va bene. Tendenzialmente sono più una che manifesta la gioia, ballando, facendo, cioè ecco, il mio modo di sfogarmi è più legato magari alla danza, al movimento, cerco la musica, ecco la musica tantissimo. Per esempio la canzone di prima, che non abbiamo scelto a caso perché è una canzone che io amo, quindi grazie Angelina Mango, è una canzone che io metto su quando ho bisogno di ricaricarmi, perché io con quella canzone vado in loop. È bellissima e dà una carica pazzesca, quindi ben venga la musica quella bella. Allora, vediamo un po'. Dunque, la tua citazione preferita? la mia citazione preferita è "Vivi e lascia vivere". Brava. A me è sempre piaciuta molto, Che proprio tradotto è: "Fatti i fatti tuoi che campi 100 anni." Più o l'insegnante di meno. Human Design dice: "Coltiva i tuoi tamarindi". È la serie del vivi 100 anni, esatto, se stai comunque nel senso, ognuno poi sceglie. Io ti posso dare un Esatto. suggerimento perché a me ha funzionato, come appunto nei training io ti dico: "Okay, così questo è uno spunto, puoi scrivere", per esempio Certo. tanto uno dice tanto il journaling. Ho detto: "Per me personalmente il Esatto. journaling non funziona", però ha funzionato S camminare, È parlando nel vero, non bosco l'hai e raccontato, è vero. registrando. Quindi Aspetta, spiega cos'è il journaling, perché camminare che nel bosco lo sappiamo, il journaling sì. magari è un po' più Il journaling è complesso. con, delle domande aperte, Mh-mh, più di coaching, quindi comunque domande aperte, mh-mh. e iniziare a scrivere, a lasciare andare tutti i pensieri che si hanno, anche per magari 10 minuti, per un quarto, quindi proprio Certo. arrivare fino a un punto dove non sai più che cosa scrivere, però continui a buttar fuori informazioni, perché poi molto A me spesso le ritrova lì ultime dopo 3 anni che sono ancora lì che scrivo, perché dire a me dopo non sai più cosa scrivere, mi trova lì ormai però poi, invecchiata. queste intuizioni che ti arrivano in fondo sono quelle che dici: "Sai che era là in fondo,
ma non ci avevo pensato, perché di primo acchito mi era Ecco, stai venuto attenta che a me tocca campare 10 anni per capire cosa devo fare della mia vita, perché si mette a scrivere io non mollo più la penna. Allora, io farei una cosa, andrei direttamente alla Mission Impossible, no, no scusa, Mission Impossible scusate, allo stacco del no, ho detto una stupidata, ma fa niente. Torniamo a cosa diceva come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo nel vivo delle trattative, poi andiamo alla Mission Impossible. Benissimo. Perché vorrei parlare con te di un libro che so che per te è fondamentale nel tuo lavoro. Allora, raccontaci, parlaci di questo libro, perché poi abbiamo anche un estratto da leggere. Vai. allora il libro è Daimon di Selene Calloni Williams, Mh-mh. che, ho trovato molto ispirante, Mh-mh. appunto una lettura ispirante secondo me che può essere utile a tutti, perché ti aiuta a vedere i miti che comunque abbiamo letto, conosciuto fin quando eravamo piccoli, Certo. in un'altra, chiave. Quindi ti permette ogni personaggio ha poi va a lavorare su un determinato situazione, che può essere il tradimento, che può essere, la paura di riuscire, di non essere abbastanza e, la persona rappresenta questo, personaggio, questo mito, rappresenta proprio l'archetipo e quindi ripassa un po' tutta la storia, tutto il mito, però mostrandoti come, comprendendo che quel tradimento, per esempio, rappresenta quel mito, che cosa Certo. attraversare, che cosa fare per poterne uscire, per poter più che uscire, diciamo che per poterlo affrontare. Quindi va un po' a riconnettere la nostra infanzia a noi più adulti, più maturi, che vogliamo un po', affrontare le nostre sfide. Allora, adesso vi dico 2 brani, che sembrano simili, ma non lo sono. Sempre tratto da questo libro che ci consiglia la nostra ospite. Poi ripetiamo il titolo con calma e tutto quanto, perché è veramente un libro molto interessante. Ogni volta che qualcuno ti tradisce, se sei sincero e un buon osservatore di te stesso, non puoi negare che in qualche modo sapevi che sarebbe accaduto. Quella persona non ti ha mai ispirato fino in fondo un senso di fiducia. C'era qualcosa in lei che non andava, te lo sentivi? Eppure il tradimento deve compiersi, come un rituale di cui nessuno può fare a meno, come un film, il cui copione deve essere recitato da tutti gli attori fino in fondo. È attraverso il tradimento, infatti, che cresciamo e impariamo a metterci in contatto con la parte più profonda della nostra psiche. Sei d'accordo con questa affermazione? Sì, sono molto ci sono degli step che abbiamo comunque da affrontare per poter stare meglio. Ognuno poi ha le sue sfide. Mh. Diciamo che Perché, continua il brano, per connetterci con la parte immortale e divina di noi, dobbiamo passare attraverso il dolore? Forse perché il dolore non ha lo scopo di farci soffrire, ma quello di risvegliarsi. E questa frase la voglio dedicare a tutte le persone che soffrono, perché ce ne sono tante, non solo nel fisico, ma anche nell'anima. Ci sono situazioni un po', difficili, ed è bene che le persone ritrovino forza e coraggio. Quindi bisogna attraversare il dolore, perché non ci viene dato in sostanza per soffrire, ma per risvegliarci. Qualcuno che dice che Dio manda le sofferenze a chi le sa sopportare, fondamentalmente. Io vorrei sopportarle un po' di meno, buon Dio, e ecco, e continuare così a vivere più serenamente. Comunque, questo libro è molto interessante. Ci ripeti per favore il titolo e il nome dell'autrice? Daimon Sì. di Selene Calloni Williams. Sai anche l'editore? No, non lo sappiamo l'editore. Vabbè, A memoria non mi lo trovate in ricordo. rete, lo trovate comunque in rete. Allora, qual è il consiglio più strano e inaspettato che hai ricevuto nella tua vita? Addirittura. Ahia. Vivere abbondanza per avere abbondanza. Che ritorna proprio con il Mh? flusso delle energie. Nel senso del riuscire a non manifestare, povertà, nel senso del se vivo comunque, facendo magari ho le possibilità, però vivo sempre, diciamo in sopravvivenza, quindi vivo sempre cercando di dare meno, di fare meno, perché ho paura di perdere il paperon pave dei paperoni di turno. Quello che succede è che in realtà invece di manifestarmi
altra abbondanza, quello che mi manifesto è di dover sempre stare così. Senti, io sono contraria, mi son stufata di sentir parlare di sopravvivenza, io voglio parlare di supervivenza. Ti piace di più? Se riesci Sopravvivenza, vuol dire che uno sopravvive, nel senso che è lì, no, come si dice a Milano, tra il gnac e il petac, no, che non ha ecco, parliamo di supervivenza, di Ma qualcosa infatti di quello che ne puntiamo è proprio quello di non avere la sopravvivenza, ma di eh. poter stare proprio in abbondanza, che non vuol dire ovviamente butto tutto quello che ho, prendendo la prima cosa che mi capita davanti, la qualsiasi. No, però semplicemente non come dicevamo prima, non menzionare magari queste parole che ci ricordano povertà e stare Certo. sempre in vivere come possiamo, però serenamente e senza stare sempre attenzione, ma se non ho che cosa succede? Perché mi attiro meno, do meno e quindi mi attiro meno. Anche la sfortuna. Anche la sfortuna. Pensa te. Allora, cosa vorresti essere? Una sacerdotessa, una guaritrice, una veggente o cosa sei? Adesso esatto, mi occupo più sulla parte più di guarigione mi vedo di più, quindi non vado a, ehm, Ma nella vita dare passata, se lo sai, perché la nostra Erika ci ha svelato delle cose meravigliose, tu che cos'eri nella vita passata, se lo sai? Allora il theta con il theta healing, si parla di 4 livelli Mh-mh. di conoscenza in cui 4 livelli in cui abbiamo queste convinzioni limitanti. Una è appunto quella attuale e però Quella poi terrena? arrivare quella terrena, Mh-mh. quella, subconscio, Mh-mh. poi c'è quella genetica, quella delle incarnazioni, quindi anche andando in theta quello che, può succedere. Prima si lavora sempre questa vita, perché il concetto è quello del: se mi manifesta io voglio stare bene adesso, non mi interessa di stare Certo. bene quando fu. Esatto. Però quello che si fa è anche andare a fare lavori su vite passate, quindi comunque qualche vita passata E tu lo può sai avvenire. cos'eri? In Io son alcuni curiosa. scavi che ho fatto ero stata una guaritrice, anche in quel Mh-mh. caso. Un altro era una martire, infatti vi dico quanta roba ho dovuto togliere perché una martire è molto pura, Mh-mh. però allo stesso tempo è morta in un determinato modo, quindi comunque ti vai a rievocare determinate paure, determinate angosce. Oh, mai nessuna che è Ah. stata Cleopatra, cioè se mai Eh. nessuna che è stata, non so, qualcosa di tutte martiri, monache, anche tu monaca E magari, no? in un altro caso un Te sacerdote, pareva. più sì, sì, proprio dedicato proprio alla fede nel Serve suo, mica che si chiuso. rincarano solo questi e gli altri No, no. no, no, no. Perché adesso ho scoperto No, la ci tua sono casa. diversi tipi cioè appunto ognuno ha la sua missione d'anima, c'è chi ha missione più, magari di apprendere determinate cose, virtù, siamo qua ad apprendere comunque Mh-mh. virtù, quindi continui ad affrontare determinate sfide per poter imparare a trascendere determinate cose, oppure puoi essere qua proprio sia per questo e anche magari per aiutare le altre persone a arrivare. Io devo essere stata una sirena, nel senso una sirena Bello! no, perché io amo nuotare in modo particolare, cioè a me piace stare sott'acqua, ma non tanto, tanto sotto. Mh. E praticamente, forse una razza più che una sirena, praticamente tipo volo nell'acqua, così. Cioè nuotare in questo modo è come volare, ti dà una sensazione di volare, perché praticamente muovi le braccia e ti muovi come la razza, vedi, ho detto la Mh-mh. sirena perché mi pareva un po' più carina la sirena, forse era una razza, Sai cosa non mi viene so. in mente? Non so se, si racconta anche con i Mh. cristalli, Mh. che c'erano Atlantide e Certo. Lemuria. E Lemuria Vedi? chi magari ha una forte propensione verso l'acqua, verso Beh, non questi a caso mi chiamo pescatori, quindi magari qualche può cosa essere deve che essere esatto, che rimasta. in qualche vita passata fosse in realtà, incarnato in uno di questi regni dove Lemuria erano comunque tutti quanti comunicavano con la telepatia e, erano molto comunque connessi all'acqua. Hai capito la pesca? Allora abbiamo ancora 5 minuti, quindi quagliamo, andiamo velocissimamente. Allora partiamo con la Mission Impossible, vai. Così partiamo con i consigli. Vai, vai. La mission Bella
non è tutto. Meglio affascinante. Allora, la Mission Impossible. Noi dobbiamo dare 3 consigli ai nostri radioascoltatori. Consigli spendibili nel quotidiano, consigli che li facciano stare bene, consigli che li facciano ricordare della nostra bellissima ospite. Tra l'altro, gentilmente, vuoi ricordare ai nostri radioascoltatori il tuo indirizzo di posta elettronica o il tuo sito, così se ti volessero raggiungere al di là della radio, ti possono raggiungere sulla mail? La mail info@francesca-russo.it Ve l'ha fatta facilissima, non potete dimenticarvela. e il sito www.francesca-russo.it. Va bene, mi raccomando, visto che non avete telefonato, mandatele una mail. Allora, sono tutta orecchi. Vai. Consiglio numero Vai, 1. vai. Parlando appunto di human design, si parla di conoscere la propria energia aurica, quindi il tipo di energia che noi abbiamo, che ci aiuta, che è specifico per noi e ci aiuta molto a comprendersi meglio, ad accettarci meglio, ma anche a rivedere il nostro passato in un altro modo. Proprio perché quando sei un pesce che cerca di arrampicarsi su un albero, non ci riuscirai. No, Quindi decisamente. quando entri per me l'human design è stato questo e vi auguro appunto, cercando in internet riuscite a vedere qual è il vostro tipologia energetica, vi permette proprio di poter comprendervi meglio e fare un gran respiro di sollievo e dire: "Wow". È un po' come dire, no, che delle volte noi pensiamo di non essere all'altezza o adeguati per un posto. In realtà non è che non siamo adeguati per il posto, è il posto che non è adeguato a noi. Tipo, prendi un albero di Natale e piantalo nel deserto. E cosa succederà? Forse magari l'albero di Natale muore, cioè l'abete muore. Allora, cosa significa? Che l'abete può stare nel suo territorio, non deve stare nel deserto. Nel deserto ci saranno altre forme di vita. Sì. Questo perché non è che dobbiamo sempre sentirci noi sbagliati, forse magari siamo nel posto sbagliato e dobbiamo semplicemente ricalibrarci, O in questo caso proprio le persone ricentrarci. sbagliate o prendiamo decisioni in Anche. modo sbagliato o stiamo andando Certo. contro la nostra natura. Quindi Esatto. sicuramente questo è un primo Ma che poi nella consiglio. vita non è che, sia, necessario non sbagliare mai o non arrivare mai a dei punti, cioè nella vita basta semplicemente ritrovare poi il proprio centro, no, la Sì. propria ecco, quindi va bene, consiglio numero 2, numero 3, numero 4, quello che vuoi. Numero 2, quella che stavamo parlando prima è proprio fare attenzione un po' alle parole che ci diciamo o alle frasi fatte che ci sono sempre state raccontate, che noi diamo per vere. Proprio che ci diciamo sovrappensiero o quando stiamo parlando magari di una cosa che dobbiamo fare, quindi qualcosa di esterno a noi, proprio per consapevolizzarci su che cosa ci stiamo raccontando e che cosa ci stiamo quindi manifestando anche. Certo. Vai, poi ancora? E il terzo consiglio è più dedicare del tempo a noi stessi, quindi Questo mi piace tanto. per esempio una pratica che comunque, mi piace fare, è proprio quella di, quando faccio la doccia, proprio come tu attiravi l'energia del sole, proprio quella di vedere che con l'acqua va via Ah, l'energia okay. che ho accumulato, quindi pensieri, quindi proprio chiudere gli occhi e visualizzare proprio che lascio Ma che andare tutto meraviglia. quello che i pesi e lo senti proprio, veramente lo senti. Della nostra bellissima canzone della sigla, che poi non è nostra, ma di Giornella Vanoni, qual è la frase, il verso che ti piace di più? Frase che mi piace di più è: "Bella non è tutto, meglio Ma affascinante". credo che piaccia a tutte questa frase perché è bellissima. Senti, la tua ricetta di donna per i nostri radioascoltatori di Radio Libertà. La mia ricetta è una donna autentica Mh-mh. che prova appunto amore per se stessa e Mh-mh. per l'universo, ha fede e fiducia nell'universo, nelle sue energie e sa ascoltare il suo corpo, aver consapevolezza di sé e quindi risplendere. Allora chiediamo alla nostra meravigliosa regista se abbiamo ancora qualche minuto oppure no. No, abbiamo giusto il tempo di salutarvi, augurarvi buona radio, mandarvi tanti super bacioni, vi baciamo tutti a uno, via, e ci vediamo con la prossima puntata di Pesca dalla Rete. Grazie. Grazie alla nostra Francesca, grazie alla nostra Sveva, grazie a tutta la redazione di Radio Libertà. Super bacione a voi, cuoricini, ciao. Avete ascoltato Pesca dalla Rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.